Ben ritrovati il nostro consueto appuntamento con i diritti dei cittadini. Intanto io voglio ringraziare i nostri tanti telespettatori. I dati d'ascolto ci premiano, quindi davvero grazie di cuore per l'affetto che ci dimostrate davvero ogni settimana, e anche oggi speriamo di darvi consigli utili insieme al nostro avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato avvocato. Bentrovati cari telespettatori, rigorosamente siamo in presenza, naturalmente avete sentito anche in termini di diritti negati che cosa sta succedendo anche sul piano vaccini, per cui sempre le solite regole che ci devono accompagnare ancora, speriamo per poco tempo. Sempre vigili e attenti su quello che accade però, avvocato, perché chiaramente sono tante le richieste che ci arrivano durante la settimana, le richieste di aiuto. Chiaramente noi ci siamo, vero avvocato? Noi ci siamo sempre, e soprattutto per quanto in queste settimane stiamo cercando di affrontare e di dare sostegno soprattutto a quella parte della popolazione che è più fragile delle persone normali. Ci sono tanti problemi, abbiamo affrontato nelle 2 settimane precedenti, anche in questa cercheremo di dare il nostro contributo, soprattutto perché è da circa un anno che stiamo vedendo che praticamente qua in Calabria si fa pochissima prevenzione, e quindi questo tocca tutte le persone, e chi ne risente di più è chi invece ha bisogno di cure che non siano dovute a Covid, e quindi ha bisogno di protocolli terapeutici, di visite specialistiche, che sappiamo purtroppo le liste di attesa già prima erano tragiche, adesso si sono ancora di più allungate, e naturalmente sono problematiche molto gravi che si aggiungono ai problemi quotidiani che ha la sanità in Calabria. Intanto, prima di salutare i nostri ospiti, salutiamo chi è in linea. Abbiamo già una telefonata? Buonasera. No, è caduto. Pronto? Pronto? Sì, io la sento, mi sente? Adesso la sento anch'io. Intanto benvenuta, da dove ci chiama? Da Cosenza. Volevo fare una domanda, forse un po' fuori luogo, all'avvocato Rodriguez. Ma la situazione che viviamo noi genitori con le scuole è normale? Ci difende qualcuno? Perché il TAR ci dà contro. Il TAR sta dando ragione a una sparuta minoranza. Però possiamo assicurare che ci sono casi ogni giorno nelle scuole, oggi l'ultima a Santo Stefano di Arcalacata, e poi c'è questo regolamento che succede che il bambino che è positivo viene messo in quarantena, però le maestre che erano in quella classe possono continuare a svolgere lezioni nelle altre classi, viene soltanto messa in quarantena la classe dei compagni, le maestre possono continuare a lavorare. Ogni volta che viene fatta un'ordinanza di chiusura, e questo giro era giusto fare l'ordinanza, il TAR in pratica l'abbiamo capito tutti che è diventata una questione politica, perché la fa il presidente facente funzione Spirli e viene bocciata, ma io ne sono sicuro, se c'era l'onorevole Santelli, Mario Oliverio o un altro presidente del passato, ma non si opponeva nessuno a questa ordinanza, nemmeno il TAR. Chiaramente quindi siamo vittime, però la realtà è un'altra, i casi nelle scuole ci sono. Anche i comuni dovrebbero collaborare con la regione a prendere una soluzione, come stanno facendo tanti comuni nel Cotonese, molti comuni hanno chiuso. Anche in provincia di Cosenza. Molti comuni hanno chiuso proprio alla luce dei contagi che ci sono sui territori. Un'altra domanda voglio fare al dottore e chiudo. Sì. Ma ogni volta noi in questa trasmissione telefono e ribadisco il fatto che chi viene pagato in ritardo percepisce una busta paga, sto parlando di chi lavora onestamente, sì, assunto, una busta paga minima, è escluso da tutto, reddito di emergenza e bonus spese. Ma c'è qualcuno che se ne fa portavoce al governo centrale per sottolineare queste situazioni? Perché il governo centrale pensa e continua a pensare soltanto ai lavoratori in nero. Io direi disonesti, perché ormai in nero ci vogliono lavorare per prendere l'uno e l'altro.
Grazie, buonasera. Intanto... Forse sulla seconda risponde il dottore Scalmazzi. Sì, che sulla salutiamo. prima... Intanto abbiamo anche in collegamento il dottore Scalmazzi e la dottoressa Mariella Ippolito, quindi facciamo rispondere intanto il dottore Scalmazzi su questa domanda, no, che ci fa il nostro telespettatore, che dice: io sono un lavoratore assunto regolarmente, non vengo però pagato puntualmente e nessuno si occupa, no, di queste situazioni. Non è solo questa, ma ci sono tanti altri lavoratori che formalmente hanno un lavoro e quindi dovrebbero avere una retribuzione mensile, di fatto però questi soldi arrivano in ritardo. Allora non sentiamo il dottore Scalmazzi. Allora, dottor Scalmazzi, forse deve attivare l'audio della telecamera. Non capisco Okay. se i mancati pagamenti sono dovuti a un mancato pagamento da parte del datore di lavoro oppure a eventuali sostegni al reddito che devono essere erogati alla persona. No, credo Perché sia lo stipendio che non arriva. Lo stipendio o la cassa integrazione. Credo ecco. più lo stipendio. Lo stipendio che viene pagato in ritardo. allora questo è da valutare in base alla dimensione dell'azienda stessa. Se ci sono delle rappresentanze sindacali, il lavoratore si può muovere per sollecitare il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni. Altrimenti l'unica via da perseguire è quella di agire legalmente o rivolgersi all'ente preposto che è l'ispettorato del lavoro. Chiaramente, perché il nostro telespettatore diceva perché a livello nazionale non se ne occupano, perché insomma in questa diciamo emergenza sanitaria si sta cercando, no, di recuperare, credo, i fondi disponibili per venire incontro alle esigenze di diverse categorie di lavoratori, però chiaramente se uno formalmente è assunto dovrebbe insomma essere una conseguenza logica il pagamento della retribuzione a fine mese, quindi io credo per questo insomma che a livello nazionale non se ne occupino, e chiaramente ci sono i sindacati, no, che devono vedere e occuparsi di queste questioni, così dottore Scalmazzi. Sicuramente sì, le rappresentanze sindacali, diciamo, sono gli organismi che devono tutelare e rappresentare il lavoratore nei confronti del datore di lavoro. C'è da dire una cosa, che se le mancate retribuzioni superano le 2 mensilità, il lavoratore si può dimettere per giusta causa, presenta le dimissioni per giusta causa e potrà percepire poi periodi di NASPI per il periodo in cui rimarrà sospeso da qualsiasi tipologia di attività. Chiaramente però questo è difficile poi attuare questo che lei ci dice, dottore Scalmazzi, perché comunque credo che ci siano molti lavoratori che si trovano insomma sotto il ricatto, tra virgolette, del lavoro, quindi temono proprio di perderlo questo posto di lavoro. È una storia che si ripete da anni e non è soltanto in questo periodo di pandemia, insomma, che si assistono a queste situazioni. Guardate, io in questi ragionamenti vedo una certa illogicità, perché lavorare senza essere retribuiti alla fine fa prima il dipendente rimanere a casa piuttosto che mettere la benzina alla macchina la mattina e rimetterci anche dei costi per lavorare gratis, tra virgolette. Certo, poi Perché chiaramente... la problematica Sì. che si innesta con quei datori di lavoro che di solito non pagano il dipendente non è collegata solo alla mancata erogazione della retribuzione mensile, ma quell'azienda probabilmente poi non verserà nemmeno quelli che sono gli oneri contributivi a favore del dipendente, quindi il dipendente magari, anche se percepisce lo stipendio, si ritroverà con contributi mancanti ai fini pensionistici.
Grazie dottore Scalmazzi, rimanga chiaramente con noi. Rispondiamo anche alla prima domanda, avvocato, perché poi volevo salutare intanto Mariella Ippolito e anche Gianfranco Cristiano, che è il presidente del Movimento dei diritti dei disabili, perché ecco, lo vedo, buon pomeriggio, tra poco parleremo con lei perché noi apriamo volentieri, no, queste finestre nel corso della nostra trasmissione su questi argomenti molto delicati, perché spesso i diritti dei disabili, delle persone che hanno difficoltà vengono calpestati o non riconosciuti. Ne parleremo tra poco, prima diamo la risposta al telespettatore di prima per quanto riguarda la scuola. C'è questa confusione. C'è questa confusione, ognuno naturalmente la pensa come vuole. Noi diciamo che il diritto all'istruzione è un diritto che quando si chiude una scuola è un diritto negato e naturalmente sono le istituzioni, perché la scuola non è privata, la scuola pubblica sto parlando, deve garantire in massima sicurezza che si tengano le lezioni in presenza, come lo Stato deve garantire che lo stabile scolastico non crolli, quindi sia antisismico che sia igienizzato indipendentemente dal Covid, deve anche dare il diritto all'istruzione. Dico in questo modo perché il Codacons è stato uno degli autori del ricorso, che ho qui la copia, per cui ecco, dell'ultima ordinanza di chiusura del Presidente della Regione Calabria, che è stato sospeso dal TAR Calabria. Voglio dire, la motivazione principale è che non è possibile in una regione gialla chiudere le scuole. La politica, se veramente vuole chiudere le scuole, si assumesse la responsabilità di dichiarare zona rossa la Calabria, allora arrivano i provvedimenti conseguenziali, ma in una regione che molto probabilmente, perché ci sono i presupposti, rimane gialla, non capisco perché devono fare le chiusure. E voglio anche rispondere, ci sono delle caserme dei carabinieri o delle questure dove ci sono casi di agenti o carabinieri che sono positivi, non per questo viene chiuso la caserma, la questura e quant'altro. In ospedale fra medici ci sono positivi, non per questo tutti i medici se ne vanno a casa, cioè cerchiamo, ecco, lo Stato deve fare, il pubblico deve fare il suo lavoro e le istituzioni devono fare il suo lavoro. Io posso, per conoscenza personale, perché poi per il lavoro che faccio giro le città della Calabria, quando le scuole sono state chiuse qualche mese fa, praticamente io ho osservato, perché ho osservato che praticamente, e non soltanto nei fine settimana, che nelle zone dove prima della pandemia c'era raggruppamento di giovani, li ho trovati anche quando le scuole erano chiuse. Quindi, per dirvi, non è che fare la didattica a distanza, poi chi non si esce, quindi insegnanti, studenti, rimangono chiusi a casa. Se uno fa la vita normale, il Covid non si prende solamente a scuola, si prende dove non si usano cautele, si prende quando si fa assembramento, per cui cerchiamo di essere tutti quanti responsabili, perché è una battaglia che non si vince soltanto se siamo tutti quanti solidali e sappiamo quello che dobbiamo fare, per cui non ci sono luoghi infettanti, ci sono comportamenti che praticamente poi ci fanno, ecco, fanno sì che mettono a rischio, ci mettono a rischio, chiaramente. quindi sono i comportamenti che mettono a rischio, non i luoghi. Ecco. Intanto sentiamo chi è in linea, pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Vibo Marina. Benvenuto intanto, prego. Senta, io sono quel signore dell'altra settimana che ho parlato per quanto riguarda la visita diabetologica che mi avevano spostato nel 2022. Perfetto, sì. Ho avuto la fortuna di andare oggi stamattina, io e mia moglie, a passare la visita diabetica. Sì. Sera di giovedì. Sì. Sera di giovedì scorso alle 7:15, 7:30 mi ha chiamato il direttore generale dell'ASL di Vibo Valentia. Sì.
siamo una televisione molto potente, come potete vedere. Mi fa piacere perché... Ci fa piacere, però naturalmente... Mi ha chiamato di andare a passare la visita oggi a mezzogiorno. Sì. Ha già fatto. Mia moglie ce l'aveva a mezzogiorno la visita. Io ce l'avevo alle 3 di pomeriggio. Siccome che la dottoressa è stata molto gentile e mi è passata pure la visita a me verso le 12:30, l'1. Certo, eravate insieme. La dottoressa Di Renzo. Sì, però se intervengono in trasmissione ci dicono perché ci sono liste di attesa di oltre un anno. La dottoressa Di Renzo. Sì, ho capito. Certo, non facciamo siccome che c'ha tanti, tanto lavoro e non può, di sbrigare a tutti. Beh, è chiaro, però 2 anni di attesa per una visita diabetologica, mi fa piacere che la sua vicenda si sia conclusa in maniera positiva. Questo ci fa enorme piacere perché denunciare le cose che non vanno, qualche risultato si ha. In settimana spiegando i motivi e vi ringrazio pure voi che voi avete messo pure in moto la situazione. Sì, noi continueremo a denunciare le cose che non vanno. Sì. Ci dispiace che non deve intervenire una televisione per garantire, per risolvere un problema sanitario. Purtroppo vi ripeto, purtroppo si deve intervenire in televisione. Sì, le denunce vanno fatte, chiaramente noi questo è uno spazio, lo sapete, no? Ci seguite da anni, noi ascoltiamo chiaramente le istanze, le denunce che vengono fatte dai nostri telespettatori. Noi vorremmo... Soltanto che la dottoressa Di Renzo ha un sacco di lavoro sulle spalle, questo è il discorso. Dovrebbero assumere dei dottori pure per dare meno lavoro alla dottoressa. Certo, il problema delle assunzioni nella sanità ne parliamo da tempo. Però chiaramente... mi ha detto stamattina. Sì. Ho capito benissimo quello che mi sta dicendo. Noi capiamo che ci sono problemi per l'assunzione del personale, insomma siamo una regione commissariata dal punto di vista della sanità, però noi continuiamo a dire, continuiamo a sostenere che le inefficienze oppure le cose che non vanno, no, non le devono pagare i cittadini, perché se un cittadino aspetta... purtroppo paghiamo tutti noi, i cittadini pagano. È purtroppo quello. Noi vorremmo che non si verificassero più delle cose del genere, perché lei ha risolto, e a noi ci fa piacere, ha risolto questo problema. Ho parlato stamattina per quanto riguarda il vaccino, io ho 68 anni e dice che ancora non sanno niente, è una cosa vergognosa. Ha ragione, perché adesso ci sono le categorie fragili. Lei rientra lei ha l'esenzione per il diabete, sicuramente c'è un codice di esenzione per il diabete e patologie, quindi dovrebbero entrare... Sono diabete, poi sono pure malato di cuore. Certo, perché ha diverse patologie, quindi dovrebbero partire anche le vaccinazioni per i soggetti fragili. Noi continuiamo a far ascoltare la voce di chi vuole vaccinarsi perché almeno può riprendere, per quanto è possibile, una vita normale. Noi continueremo a parlarne e appena avremo notizie... Grazie a lei per l'affetto. Però io mi auguro davvero che si cambi dal punto di vista della sanità, che non siano sempre i cittadini a dover pagare colpe che non sono le loro. Insomma, se ci sono stati degli sprechi in passato vanno chiaramente comportamenti che vanno puniti, vanno respinti, però non è colpa del cittadino che magari non ha più le striscette necessarie per fare la misurazione della glicemia a casa, e il diabete è una malattia, stiamo parlando del diabete ma ci sono tante altre patologie, una malattia subdola che può dare altre gravi conseguenze, quindi va tenuta sotto controllo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera dottoressa. Salve. Sono lo Iacono, io vi seguo sempre da Briatico. Da dove ci chiama? Da Briatico, Briatico. Dottoressa. Lei chiamo sempre. Grazie. Allora, io mi riallaccio al discorso della telefonata precedente. Sì. E praticamente il signore è stato fortunato che stamattina ha avuto le visite del diabete. Allora, l'anno scorso, 2020, il 2 di dicembre, mio fratello aveva prenotata lui la visita per il diabete e io invece quella della tiroide assieme a mio marito. L'abbiamo saltate tutte e tre.
perché ce l'hanno spostata di ufficio al 23 ottobre 2022. Perfetto. Io sono stata zitta in questa occasione, però a luglio a me scade il foglio terapeutico. Sì, ma è una vergogna, queste sono vergogne, queste sono le vergogne. cose che non... Allora, sì. un diabetico cronico con 5 insuline al giorno, praticamente che dovrebbe fare i controlli ogni 6 mesi, mi spostano la visita del 2 di dicembre dell'anno scorso al 23 ottobre 2022. Certo, quello che diciamo. La successiva, cioè quella del 2 dicembre dell'anno scorso me l'hanno data il 20 e quell'altra che avevo prenotato per dopo altri 6 mesi me l'hanno data sempre a ottobre 2023. Okay. Allora io ho sentito anche di persone che stanno andando a fare le visite che c'è una circolare della regione che danno di meno le siringhe, insomma, le striscette per la gli aggeggi misurazione per il diabete, gli aghi, le strisce, eccetera. Io mi domando e dico, ma i nostri politici dove sono? Ma perché non viene nessuno a intervistarmi a me che gliene canto 4 come si deve? Allora, questa situazione e spendere tutti quei soldi mobili va bene, per dare le strisce ai malati il risparmio glielo dobbiamo fare noi. Questa è una roba vergognosa, fate qualcosa. Avvocato, fate qualcosa perché questa situazione non è più... competente qual è la vostra? Vibo? Sì, Vibo, io sono Vibo. Io quando mi presento lì a luglio, io farò sacco e fuoco perché mio fratello gli scade il piano terapeutico. Io gli porto persino la polizia se non mi visitano quel giorno che mi presento, perché non è possibile un diabetico che gli finisce il piano terapeutico, io devo andare a pregare il medico di famiglia che mi dice non gliele posso ordinare perché il piano terapeutico è scaduto. Queste robe devono finire. Oddio, finché non c'è il rinnovo del piano terapeutico il medico deve comunque segnarlo, no? Io sto stando zitta perché praticamente me l'ha fatto l'anno scorso a luglio, allora fino a luglio sono a posto. Però la visita che avevo a dicembre, prenotata già dai primi dell'anno scorso, mi è stata saltata. Me l'hanno data il 22 e il 23 ottobre, ma non è possibile questa situazione. Qui ci stanno veramente... Ma dove sono sti politici nostri che non fanno niente per i cittadini? Signora, io la ringrazio per questa sua testimonianza, quindi... Insomma, e non ne possiamo più, ma mi scusi, se ci fate andare alla pubblicità e riprendiamo fra 2 minuti, Signora, allora devo andare in pubblicità, altrimenti mi sfumano. Se vuole può rimanere con noi, però devo dare la linea alla regia, pochi istanti. Sì, rimango. Torneremo tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, io intanto voglio salutare la signora che credo sia ancora in collegamento con noi, da Briatico. Sì, da Briatico. Volevo solo ringraziarla, signora, per aver dato la sua testimonianza, perché è importante far sentire la voce dei cittadini che vivono questo disagio, perché non è assolutamente possibile. Dottoressa, il discorso è questo qui, che noi stiamo subendo molti disagi noi cittadini, eppure le tasse le paghiamo, perché non è giusto, su una pensione la regione prende soldi, la provincia prende soldi, il comune prende soldi e lo Stato centrale prende soldi, alla conclusione noi non abbiamo diritto a curarci, perché io ho fatto richiesta di nuovo all'ASL per un'altra terapia a domicilio a mio marito, con tanto di certificato di neurologo che ancora necessita terapia, mi hanno telefonato dicendo che purtroppo siccome cammina un po', cosa che non camminava neanche perché c'è i piedi gonfi e il neurologo l'ha visto, e mi ha detto che devo andare, quello che mi possono fare, devo recarmi a Tropea tutti i giorni. Ma non è giusto così, perché noi le tasse le paghiamo. Certo signora, io intanto la devo salutare perché siamo ammalati. Abbiamo altre telefonate e altri collegamenti, signora. Io la ringrazio e facciamo questo appello all'ASP di competenza affinché insomma si vedano anche queste situazioni, perché aspettare tanto tempo, veramente si rischia di aggravare delle patologie che già di per sé sono, come dicevo, subdole. Quindi l'appello all'ASP di competenza. Signora, io la ringrazio, però intanto volevo far intervenire Gianfranco Cristiano, che vedo in attesa, il Movimento Diritti dei Disabili. Intanto buon pomeriggio, come vede sono tanti i diritti che quotidianamente vengono negati ai cittadini, parliamo del diritto alla salute, il diritto alla prevenzione,
E anche dicevo sui disabili ci sono tanti diritti, no, che non vengono riconosciuti, mancanze proprio non vengono riconosciuti. No, non esistono proprio, cioè almeno se esistono in pochi. Comunque buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito, saluto l'avvocato. Io volevo portare soltanto a conoscenza delle mancanze purtroppo che esistono, o diciamo, in determinate situazioni sì, diciamo, mancanze a livello assistenziale sulla famiglia, sull'assistenza scolastica e sociale. Poi ci sono altre cose che vorrei parlare, dopo di noi, vorrei parlare anche dell'abbattimento delle barriere architettoniche, vorrei parlare di uno sportello per i disabili, vorrei parlare anche, vorrei fare un invito per creare anche un incontro con i vari assessori regionali, con i vari assessori provinciali, comunali, per quanto riguarda il welfare, per quanto riguarda la disabilità. Ecco, questi sono i punti principali che io vorrei portare a conoscenza ed è un appello che sto facendo da anni, purtroppo. Ascoltiamo insomma questi... Nelle scuole purtroppo gli studenti che hanno qualche forma di disabilità in questo anno di pandemia sono stati sostenuti, voi avete dato ausilio, avete cercato, avete trovato problemi per dare il vostro aiuto? Allora, io so che nella scuola perché noi facciamo anche volontariato, sono 5 anni che facciamo con l'associazione Movimento Difesa Disabili, volontariato nelle scuole, e nelle scuole ci sono stati i volontari, la produttora, ci sono. Per quanto riguarda le famiglie, quelle che noi abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto, perché chi ci conosce sa che noi facciamo continuamente, ma vorrei parlare proprio di dentro della situazione, perché è bene che si sappia che significa, che cosa voglio dire come assistenza scolastica. Nella scuola purtroppo, nel senso che i ragazzi esistono, questi ragazzi disabili. Ultimamente c'è stato un bando del comune di Cosenza e grazie a Dio i dirigenti hanno approfittato subito, hanno preso delle persone adatte appunto per questa assistenza, però non bastano per i bisogni dei ragazzi, perché noi abbiamo purtroppo abbiamo molti ragazzi disabili scolastici e persone adulte, non parliamo solo di ragazzi, io parlo della disabilità completa, non parlo della disabilità scolastica soltanto. Per quanto riguarda la scuola, purtroppo sappiamo che hanno preso qualche personale, sì, alla scuola tramite questo bando, però c'è bisogno di tanti assistenti. Se noi parliamo dell'assistente di base, va bene? L'assistente di base, che cos'è l'assistente di base? È colui che aiuta i ragazzi nei bisogni, di portarlo al bagno, di aiutarlo al spostamento classe laboratori, classi palestre, a farle mangiare. Ecco, questi sono i bisogni. Poi c'è la comunicazione e l'autonomia, che fa altre cose con i carrozzati, sull'autismo, sui ciechi, sui sordi. Ecco, queste sono che non ci vorrebbe nulla, solo volontà ci vorrebbe, solo la volontà, facendo una bella formazione, chiaramente, non è che possiamo prendere e mandare i figli nostri assistiti da persone, chiaramente, no, per l'amor di Dio, però facendo una bella formazione, che si può fare la formazione si può fare con persone adatte e persone che veramente sanno le cose, e chiaramente mandarli su a queste scuole, perché nelle scuole purtroppo non parlo solo dell'obbligo, parlo anche scuole superiori, anche nelle università, parlo tutto, perché io ho amici di tutte le parti, mi chiamano. Io la interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata, pronto? Prego. Pronto, buonasera. Salve, da dove chiama? Sì, di Reggio Calabria. Benvenuta intanto, prego. Grazie, anche a lei, grazie. Signora, posso parlare? Ci dica, siamo qui ad ascoltarla, signora. Prima la vedevo in televisione, adesso mi si è guastato il canale. Si è passato, allora ci ascolti attraverso la cornetta del telefono e poi rimetta sul 10. Sì. Senta signora, io le volevo dire che vorrei un sopralluogo. Sì. Siccome accanto a me c'è del fabbricato che era abusivo,
e ora l'hanno fatto ancora abusivo e sono pure dispettosi. Allora... Perciò vorrei un sopralluogo per avere le mie ragioni. Allora, chiaramente non lo possiamo fare noi il sopralluogo, però si deve rivolgere all'autorità comunale, giusto? Sì, fate una denuncia, se ci sono questo tipo di problemi, la più vicina caserma dei Carabinieri, potete andare, ma anche telefonicamente vengono a casa vostra. Avvocato, chi c'è con loro? A denunzia non arriva là. Allora, chi protegge loro non la fa arrivare la denuncia. Allora, non credo signora che sia così, perché chiaramente se c'è un abuso, lei ritiene che siano lesi, no, i suoi diritti. Intanto ci sono le autorità giudiziarie, cioè bisogna rivolgersi, avere fiducia anche nello Stato, perché poi insomma i risultati arrivano, signora. Sentite, non posso avere, io le posso dare i miei dati e se voi vi interessate gentilmente poi per avere un sopralluogo, guardate, per me se non arriva a crattere non si fa niente. Allora signora, lei può lasciare i suoi dati chiaramente, però io le ripeto, il sopralluogo non lo può fare una televisione. Anche pagando, anche se avvocato, anche pagando. Assolutamente no, No, assolutamente no, no. noi, cioè, assolutamente non no. ci sono, Noi non... questo assolutamente no. Noi facciamo... E come... Chiaramente... Scusate, come mi potete aiutare? Allora, intanto, come... Ce ne facciamo carico e poi segnaleremo la vostra denuncia che ci ha fatto qui in televisione all'autorità competente. Ovviamente per noi è volontariato, ovviamente. Questo non si prendono soldi, signora, è meglio chiarirlo assolutamente. Questo, Ma io vorrei qualcuno, guardate, che la prendesse sul serio. Ma io capisco il disagio di avere, insomma... Tanto, sapete perché? Perché non solo che adesso hanno fatto tutte queste bastocchi, fanno pure dei dispetti. E per questo le dico, signora, in questi casi c'è bisogno dell'autorità giudiziaria, non si può fare una denuncia soltanto attraverso la televisione. Signora, questo è importante farlo, però c'è bisogno di recarsi, no, dai carabinieri. Ma anche a casa, se voi telefonate vengono a casa signora, a raccogliere... non risolvo niente perché loro arrivano prima di me. Allora facciamo una cosa, capisco che è un po' complicata è tutto abusivo. Signore, è tutto abusiva e per loro è tutto perfetto. Sì, abbiamo capito, signora. Facciamo così, se lascia i suoi recapiti in privato al nostro centralino, così magari la ricontatteremo, perché capisco che è una situazione un po' complicata. Quindi è difficile parlarne in televisione. Intanto la ringrazio per questa telefonata. Però sono io che ringrazio a voi. Invito sempre ad avere fiducia, no, nelle forze dell'ordine. Signora, allora aspetto la vostra... Perfetto, lasci i suoi recapiti. Grazie signora per la telefonata. Grazie. Un abbraccio da parte nostra. Guarda, si figuri che io prendevo il suo canale e per gli interessati che ci sono mi hanno cacciato pure il suo canale. Addirittura. Ecco, sì, tranquilla. Allora, appunto io vorrei che ci fosse un pezzo rosso, ecco, cosa più crattere mi è intervenuto. Allora signora, lasci i suoi recapiti in privato al centralino. Io la ringrazio per questa telefonata, quindi bisognerebbe parlare... Ecco, grazie ancora, io ringrazio a voi. Grazie davvero. È difficile parlare di queste cose in televisione, però io quello che stavo dicendo, invito tutti ad avere fiducia nelle forze dell'ordine e a denunciare quando le cose non vanno, perché se carabinieri, polizia, guardia di finanza, insomma, hanno le procure, hanno le denunce dei cittadini che si fidano, allora poi ci sono le indagini e quindi i cittadini trovano una risposta nello Stato, quindi bisogna avere fiducia, lo ribadisco, nelle forze dell'ordine, quindi questo vale per tutti, quindi è un appello che facciamo perché fanno un lavoro incredibile e anche in questo periodo ci riagganciamo, no? Che magari alcuni magari in questo periodo di pandemia hanno chiuso nel senso che non ricevono eccetera eccetera, invece le forze dell'ordine sono sempre lì sul campo vicini ai cittadini.
cittadini, non si sono mai tirati indietro e quindi un plauso davvero insomma, alle nostre forze dell'ordine e alle autorità giudiziarie. Quindi è importante avere fiducia e quindi denunciare le cose che non vanno, perché poi le indagini portano a dei risultati. Concludiamo con Gianfranco Cristiano, Movimento Diritti dei Disabili, perché ha detto ci sono un po' di cose che non vanno, no? Per quanto riguarda i disabili, ci sono tanti diritti che non vengono, io dico che vengono ignorati, non che non vengono riconosciuti, perché i diritti, no, devono essere assolutamente riconosciuti dei bambini, dei ragazzi che frequentano le scuole, che magari vogliono passeggiare, camminare, no, in città senza barriere architettoniche per i ragazzi disabili e i loro accompagnatori. Insomma, c'è anche quella legge che lei accennava, il Dopo di Noi, che insomma, è rimasta un'iniziativa bellissima. È essenziale quella, è essenziale, però è un diritto di base proprio, è un diritto di base. Io volevo parlare, una domanda al Presidente, il vostro movimento di che cosa avrebbe bisogno, ecco, dato che avete questa finestra anche che guardano le istituzioni, di che cosa avete bisogno proprio per operare? Io più che altro non penserei al mio movimento, ma penserei alle famiglie. Allora intanto alziamo l'audio, un attimo, può ripetere perché altrimenti non riusciamo a capire. Di cosa ha bisogno, chiedeva l'avvocato, il movimento? Sì, ho capito perfettamente. No, stavo rispondendo all'avvocato, cioè non è il fatto che abbiamo bisogno noi, io darei più ai bisogni delle famiglie. È chiaro, cosa hanno bisogno le famiglie dei disabili? Noi abbiamo bisogno di una sede, noi abbiamo bisogno di una sede più grande, di fare una sede più grande per ospitare, per mantenere, avere qualcosa in più, per dare qualcosa in più alle persone, che noi abbiamo 40 adulti nella nostra sede. Non abbiamo una persona, abbiamo 40 adulti, perché io ho soltanto i ragazzi maggiorenni, io li chiamo ragazzi, anzi li chiamo speciali io, quindi avremo bisogno di questo. Ma se mi date 5 minuti vorrei parlare soltanto 5 minuti. Tra poco gliene do 5 minuti perché abbiamo un'altra telefonata. Pronto? 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 Salve, da dove ci chiama? Da Rende. Benvenuto, prego. Prego. Ma io posso? Prego, la ascoltiamo. Senta, la sua trasmissione, Diritti Negati. Sì. Non v'è dubbio che un diritto negato è quello alla salute. Sì. Ed è un diritto negato, un diritto costituzionale, per una mera, semplice questione organizzativa. Sì. La gente sta morendo, la gente sta patendo dal punto di vista affettivo, da tanti punti di vista, dal punto di vista lavorativo, è inutile enumerare. Il fatto è, di fronte ad un diritto negato così evidente, ripeto, per mera questione organizzativa, chi è che deve intervenire? Quali autorità? Il capo dello Stato? La magistratura? O qualche generale, o addirittura, uso un termine iperbolico per carità, i forconi o qualche bombarolo? Allora, di fronte a questa negazione evidente di diritti, mi dica per cortesia, se è possibile, l'avvocato, come possiamo tutelarci? Come possiamo tutelarci? Se con la forza della democrazia non credo, perché di fatto vengono negati i diritti democratici, diritti costituzionali. E allora, com'è che si può intervenire per sollecitare, per smuovere, per fare qualche cosa attraverso gli organi di stampa, i media, ma comunque sembrano delle voci che gridano nel deserto. E allora il cittadino è esasperato, è un anno che io sono chiuso in casa, un anno esatto. Mi rivolgo solo all'esterno per una ragione meramente di sopravvivenza, per le necessità impellenti, non faccio altro. Allora, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista affettivo, mancano gli affetti, manca tutto, manca un diritto alla salute. E allora a questo punto che cosa dobbiamo fare noi altri cittadini?
Allora, ripeto, io la ringrazio intanto... Che cose? Dobbiamo trasformarti in bombaroli? Assolutamente no. Allora, intanto la ringrazio per questa sua testimonianza. Grazie davvero per questa sua testimonianza, sì, ha ragione. Uno dei diritti negati è quello alla salute, quello che incide, no, proprio sulla vita delle persone, la salute, la vita sociale, la vita economica, ha ragione. Noi spesso abbiamo detto che la magistratura, vero avvocato, purtroppo deve andare ad intervenire. Sì, purtroppo è questo. Grazie veramente per la testimonianza. Purtroppo nell'ultimo anno, cioè praticamente le istituzioni, praticamente non si riesce a comprendere chi debba fare cosa, per cui ci troviamo in questa situazione anche per questo motivo. Io, per rispondere alla sua domanda, le dico innanzitutto che i cittadini dovrebbero fare un po' più rete e naturalmente poi lì rete significa avere anche supporto purtroppo dalle istituzioni, perché molte associazioni, sebbene molto presenti sul territorio, quale quella che io mi onoro di rappresentare, però poi, vi ripeto, non abbiamo mezzi economici per raggiungere tutti i cittadini. Vi volevo dire, a livello locale, la massima autorità sanitaria è il sindaco. Sovraordinato al sindaco vi è il prefetto. Sopra il prefetto vi è poi i ministri, per cui stiamo parlando di autorità a livello amministrativo che hanno potere di incidere in materia sanitaria. Quindi questi sono, diciamo, le persone, così le inquadriamo. Poi vi è chi rappresenta la regione che in forza dei DPCM può, diciamo, adottare delle misure più stringenti di quelli che sono la legge nazionale, i DPCM, diciamo, nazionali. Questo è il quadro, questo è il quadro. Capisco benissimo che il problema dal telespettatore sollevato sono problemi che praticamente uno strascico, però purtroppo che è ancora permanente per questa pandemia, quindi il diritto a non rimanere da soli, il diritto ad avere le cure domiciliari, il diritto ad avere l'assistenza di base, e queste sono tutte problematiche che naturalmente non c'è soltanto una figura istituzionale che può con una bacchetta magica risolvere, ma diciamo ci vuole più un concerto diciamo, di istituzioni, e poi naturalmente poi se si riesce a rafforzare la solidarietà sociale è sempre meglio. Ha posto una domanda molto complessa, quindi per come ha capito la società è complessa, il problema è complesso e naturalmente il coordinamento delle istituzioni è la cosa più importante. Abbiamo assistito che se ognuno va a ruota libera, uno fa un provvedimento, poi c'è un provvedimento paradossale, eccetera, eccetera, si crea primariamente confusione nel cittadino, ma soprattutto poi si nega il diritto alla salute. Il diritto alla salute è negato anche dalla solitudine. Spesso e volentieri la solitudine uccide, è inutile negarlo. Tra l'altro arrivano anche dei messaggi. Tanta solidarietà, comunque grazie perché e ci faccia sapere, perché ci ha dato veramente un'immagine di quello che può essere, un'analisi veramente proprio di prima mano di quello che può essere l'abbandono. Quindi la coesione sociale dovrebbe essere anche, non si dovrebbe lasciar solo, diciamo, un nostro concittadino, un'altra persona, ecco, dove c'è solitudine bisognerebbe intervenire anche personalmente. Allora, poi ci sono anche delle richieste che ci arrivano sui nostri messaggi, sul nostro WhatsApp, per esempio parlando di disabili, ci dicono i disabili gravi non sono inseriti per il vaccino con esenzione C02. Io non so se Gianfranco Cristiano è anche, essendo presidente del Movimento Diritti dei Disabili, perché in questo periodo stiamo avendo questi
problemi, no, per la vaccinazione delle categorie fragili. Tra l'altro in alcuni comuni non sono iniziate neanche le vaccinazioni per gli over 80, però queste categorie fragili c'è tanta confusione. Qua ci segnalano che chi ha l'esenzione C02 non viene neanche inserito nel piano vaccini. È vero questo? È vero, perché questo lo posso confermare, che se non rientra allo 0,51 oppure allo 0,48, sbaglio, o 49, non mi ricordo adesso, io ho visto già l'elenco ufficiale, e la C02 non rientra. Io non so, i ragazzi invalidi al 100% con accompagnamento, che devono essere guardati 24 su 24 ore, non rientra. Io questo non lo so, purtroppo è una cosa che io non so cosa fare, perché che parliamo... Beh, chiaro. Cioè non spetta all'associazione oppure inserire... No, assolutamente. Però insomma C02 significa disabilità grave, se non 100%, vado... 100%, 100%. È chiaro, io devo dare la linea alla regia, torneremo tra poco anche per parlare con Mariella Ippolito, che oggi l'abbiamo un po' trascurata. Purtroppo, ne scusiamo. Sì. Però tra poco parleremo anche con Mariella Ippolito. Rimanete con noi. Ed eccoci di nuovo in studio. Beh, anche oggi una puntata movimentata. Prima di tornare da Gianfranco Cristiano per concludere insomma questo discorso sui diritti dei disabili, volevo far intervenire Mariella Ippolito, che come dicevo avvocato, l'abbiamo un po' trascurata la nostra... Purtroppo sì, poi siamo, ecco, anche la situazione sociale, sanitaria, purtroppo ecco, ci sommerge anche nelle trasmissioni. Sì, volevo... Anche in attesa di questi nuovi finanziamenti, bonus, di queste diciamo, misure di sostegno, non più di ristoro, no, se c'è qualcosa di vero oppure... C'è molta attesa perché anche, insomma, pare sembra che è cambiato il nome, però poi nella sostanza c'è qualche cosa di... Allora, non si parlerà più di decreto ristori, bensì di decreto sostegni. Al momento ancora non c'è nulla di approvato di certo, però a quanto pare nell'arco dai 7-10 giorni, nei prossimi 7-10 giorni dovrebbe poi naturalmente avere concretezza anche questo. Naturalmente si parlerà di importi che verranno erogati a fondo perduto a tutte le imprese e si baseranno sempre sul calo fatturato che ci sarà che c'è stato nel 2020 rispetto al 2019. Quindi diciamo che è cambiato il governo, però le tipologie di sostegno che verranno erogate si basano più o meno sulla falsariga del vecchio governo, quindi ben poco è cambiato. Si parlerà anche si sta parlando anche di ulteriori 2 mensilità di redditi di emergenza che verranno date per i cittadini che continuano ad avere i requisiti, che a quanto pare sono gli stessi di quelli che avevano entro la fine del 2020. Il reddito di cittadinanza a quanto pare continua ad essere continuamente ad essere erogato. A quanto pare si parlerà però di una rimodulazione, perché il governo Draghi vorrebbe far prendere piedi ai centri per l'impiego per quanto riguarda poi la riorganizzazione diciamo della formazione e della preparazione dei soggetti che risultano essere beneficiari della misura per poi essere immessi nel mondo del lavoro. Quindi si parla di una riorganizzazione, però la misura continua tranquillamente ad essere erogata. In più, una cosa importante che voglio ricordare è per chi ha presentato un sussidio quale è il bonus babysitting, sarebbe un importo una tantum di 1.200 euro dati a tutti, diciamo, i lavoratori nel settore privato,
o di 2.000 euro per chi ha un contratto di lavoro nell'ambito sanitario, nell'ambito della sicurezza. Solo per chi ha già presentato richiesta di questo bonus e ha avuto l'autorizzazione ma non ha caricato i periodi diciamo che risultano aver usufruito, hanno allargato l'ambito temporale, quindi si possono caricare i periodi entro il 30 di aprile, quindi chi ha avuto l'autorizzazione da parte dell'INPS ad usufruire di questo bonus, quindi ricordo 1.200 o 2.000 euro, c'è tempo fino al 30 aprile per poter caricare i periodi da parte di chi ha prestato il servizio stesso. Quindi era importante perché ci sono molte domandine che risultano essere autorizzate o in fase di autorizzazione che purtroppo sono rimaste bloccate perché era stato poi chiuso il bando e quindi erano rimaste sospese. Quindi era importante ricordare questa cosa. Perfetto. Queste, diciamo, bene o male sono le cose che stiamo aspettando, e in più in attesa c'è l'assegno unico universale che dovrebbe prendere piede da luglio in poi, quindi questo è un assegno rivolto a tutti coloro che hanno figli, anche agli incapienti, ai disoccupati, agli autonomi che fino ad ora rimanevano fuori degli assegni familiari. Da luglio in poi dovrebbe partire la misura, non si sa però ancora l'importo come viene quantificato, se si baserà solo sull'ISEE o ci sarà una parte fissa e una variabile, quindi su questo ancora ci sono delle incertezze, però insomma dovrebbero diciamo trovare concretezza fino entro giugno anche queste cose. Anche queste cose, insomma, siamo in un periodo di attesa, no? Stiamo aspettando queste misure, intanto c'è chi ancora aspetta la cassa integrazione, però insomma pare che qualcosa si stia muovendo. Sì, pare che qualcosa si stia muovendo, e ricordiamo che con erogazione da luglio 2021 è partito dal 1° gennaio 2021 il bonus acqua, luce e gas automatico. Abbiamo conosciuto questa norma sul bonus per coloro che beneficiavano del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza e quindi era in automatico. Magari andiamo dopo prima con la telefonata, poi chiariamo anche questa novità. Pronto? Sì, salve, buon pomeriggio. Salve, da dove ci chiama? Massimo da Roccella, Massimo Misiglio, avevo già chiamato tempo fa. Grazie, salve, grazie per aver richiamato. Salve, io ho acceso da poco, sono venuto poco a casa. Sì, volevo fare una domanda all'avvocatessa. Volevo sapere, siccome io sono ancora possessore di partita io per poco tempo ancora, che tipo di domanda potrei fare a livello personale, non so, reddito di cittadinanza o altro? Perché il mio reddito si è annullato quasi, 98%, parlavamo del codice ex, codice Ateco, sono rimasto sempre aperto, però io ho perso il 98% del fatturato. Quindi volevo sapere cosa posso fare, perché ormai le situazioni si stanno un po' stringendo, anche che ho dei risparmi da parte, ma piano piano stanno finendo tutti. Certo, la dottoressa Ippolito forse può rispondere? Allora, innanzitutto dovremmo capire che composizione del nucleo familiare lei ha, se è solo oppure se è sposato con figli. No, moglie e figli, certo, moglie e figlia, una. Ok, allora bisogna preparare il modellino ISEE. Sì. E bisognerebbe fare un ISEE corrente, perché se lei ha avuto un abbassamento del reddito sostanziale bisogna riportare il reddito in base ad una condizione negli ultimi 6 mesi, 12 mesi, dipende da quando lei ha avuto questa modifica. 12 mesi, da quando è cominciata la pandemia. 12 mesi. Perfetto, quindi diciamo più di un anno a questa parte, quindi si fa questo ISEE corrente, si vede il valore e poi si vede se c'è la possibilità di integrare al suo reddito attuale una parte di reddito di cittadinanza, quindi si va a capire se c'è la possibilità di avere una quota aggiuntiva che va a supporto del suo reddito di esercizio.
Sì, ho capito. Non so se mi sono spiegata. Sì, benissimo pure, ci mancherebbe. Perfetto, quindi le faccio un'altra domanda a volo. Io percepisco una pensione di invalidità perché ho 3 bypass, diciamo 76%. Si assomma, fa reddito. Allora, la sua invalidità va anche apportata nel modellino ISEE che diciamo le dà la possibilità di ridurlo ulteriormente, quindi a suo vantaggio, certamente. Sì, grazie per i vantaggi. Vedremo quando finirà tutta questa pandemia. Comunque vi sto seguendo e mi fa piacere di questa trasmissione per i diritti dei calabresi e di tutta. Grazie. Grazie a lei, buon vento, buon lavoro a tutti, buona giornata. Grazie e continui chiaramente a seguirci. Allora, chiudiamo con Gianfranco Cristiano che è ancora in collegamento con noi. Allora, ci aveva chiesto 5 minuti, gliene do 1, quindi perché abbiamo... Non basta, comunque vi accontento. Soltanto magari se si può fare un'altra volta una trasmissione. Sicuramente, noi siamo sempre qua, quindi... Allora, niente, avevo parlato della disabilità, dell'assistenza scolastica. La familiare, non ci vuole nulla, prendere un operatore, portarla a casa da queste famiglie, prendere il ragazzo o la persona adulta, portarla in giro, in città, per fare una passeggiata, una pizzetta, al bar, non ci vuole nulla. Ecco, si potrebbe creare questo, vado sempre avanti. E per quanto riguarda il fattore sociale, ci rendiamo conto tutti quanti noi che li vediamo giornalmente questi parcheggi che sono sempre occupati. Bravo. Per esempio io anche gli scivoli sui marciapiedi, se voi fate caso, gli scivoli dei marciapiedi è sempre occupato. Io lo racconto qua adesso quello che ho visto io. Perfetto, questa è una battaglia che bisogna portare avanti, perché è una battaglia di civiltà questa. La salute. Il dopo di noi, già sappiamo il dopo di noi che significa dopo di noi a trovare una struttura per liberare, per aiutare queste famiglie già col pensiero che sanno già quando altri 100 anni saremo tutti quanti lassù, sapere che i propri figli siano una struttura, ma non come quelle che abbiamo visto in televisione, che picchiavano, strutture di buon cuore preparate, strutture di un certo livello. Poi le cose che vorrei creare io, è una cosa che cioè in mente io, li incontri mensilmente con i vari assessori del welfare, della disabilità regionale, provinciale, comunale, con le famiglie disabili e associazioni e dirigenti scolastici, proprio per capire veramente dove stanno le situazioni veramente che esistono e sono reali. Queste sono le cose che mi piacerebbe affrontare e sconfiggere. Poi uno sportello, tante famiglie, dovete sapere che tante famiglie non sanno neanche che significa ancora i vantaggi che c'ha la 104. Anch'io che ci vivo, io sono solo uno, che l'acquisto della macchina e l'IVA è al 4%. Solo questo non so i vantaggi, che ci sono i bonus, che ci sono. Ecco, tenere informate, non so se esistono sportelli, io sentivo, non faccio pubblicità, ma l'ho sentito in giro che è un'altra associazione dove faccio parte pure io, sono iscritto pure io, ha aperto questo sportello, non lo sto sentendo, lo sto vedendo in giro, ma comunque, ecco, non ci vuole nulla, parlo allo Stato, parlo alla Regione, parlo al Comune, che purtroppo che viviamo in questo Comune. Certo. Giusto le parole che diceva l'avvocato, che è l'unico, è il sindaco, e poi si passa al prefetto, poi si passa ai ministri. Ma noi parliamo già con lo sindaco. Ecco, tutte queste cose, dottoressa, per parlare, chiaramente non vado avanti perché mi avete dato un minuto, quindi queste sono le cose. Sforato. Però chiaramente non basterebbe l'intera trasmissione. No, vi prego. Cercate, che voi fate queste belle trasmissioni, cercate di invitarci una trasmissione però senza parlare soltanto di disabilità. Certo. E portiamo a conoscenza i genitori, e portiamo a conoscenza, portiamo dirigenti, portiamo tutto. Mi può chiamare quando vuole lei, lo sa, io il mio onore ce l'ha già, sapete già le cose, invitatemi. Però una trasmissione non mancheremo. Io intanto, prima di salutarla, ci chiede un nostro telespettatore sul nostro WhatsApp se è ancora valida la legge 68 del 99 oppure è stata dimenticata, cioè una legge che insomma si occupa dell'inserimento lavorativo, no, delle persone disabili. Le leggi non sono state derogate. Sì. No, ma le leggi ci sono sempre. E soltanto trovare la persona.
le persone adatte e i politici adatti che portano avanti queste situazioni che uno va a parlare con questi politici. Purtroppo non parliamo di queste cose perché io poi purtroppo ragiono a modo mio. Esistono ma non sono applicate, ma non è applicata. Ci sono tante leggi che ci sono ma non vengono applicate. Le leggi ci sono, l'avvocato lo sa meglio di me, le leggi ci sono, quante leggi abbiamo sulla disabilità, sul mondo del lavoro, ma purtroppo questa è la realtà dei fatti. Se c'è il Cristiana allo Stato sapevo io cosa fare, ma purtroppo sono qua, sono un semplice cittadino, un semplice papà e un semplice operaio e mi reputo un operaio per cercare di aiutare questo mondo e famiglie dei disabili. Complimenti per l'impegno quotidiano, ecco, questo è importante sottolinearlo e l'appello poi a tutti quanti, no? Quando magari parcheggiamo la macchina in un posto disabile, no? Pensiamo che il minutino, così si dice, tanto un minutino ci sono, e quel minutino può provocare grandi disagi ad una persona che già combatte, no, contro la disabilità e non magari sotto la pioggia, ecco, contro l'inciviltà delle persone. Quindi questo è un appello che lanciamo e poi noi siamo sempre disponibili chiaramente ad accogliere le richieste che ci vengono dal mondo delle associazioni. Io ringrazio Gianfranco Cristiano e ancora complimenti per l'impegno. Torneremo a sentirci con Gianfranco Cristiano. Sono a disposizione, quando vuole. Grazie e la saluto all'avvocato. Grazie davvero. Abbiamo perso il dottore Scalmazzi. Dottore Scalmazzi. Avvocato, ha notizie del dottore Scalmazzi? Sì, è qua. E volevamo sapere, perché sono arrivate, diciamo, dei messaggi in tal senso, se ci sono delle novità per quanto riguarda, diciamo, leggi calabresi, disposizioni per aiutare le aziende, gli autonomi della Regione Calabria, se ha notizia, se si sta muovendo qualcosa, dottore Scalmazzi. Purtroppo non si sta muovendo nulla. Aver ribattezzato il decreto ristori, sostegni, senza far arrivare sostegni e ristori, sta diventando un momento di criticità non indifferente. Volevo far presente una cosa, il sostegno che dovrebbero avere le aziende, giusto per dare una dimensione di quello che sarà il decreto che arriverà con il denaro che quando arriverà, un'impresa che nel 2019 aveva un fatturato di 240.000 euro e che nel 2020 per l'effetto del Covid ha dimezzato il fatturato a 120.000 euro, col nuovo sostegno riceverà un sostegno di 5.000 euro. Ditemi voi se dopo i ristori che ci sono stati, che già erano limitati e di bassa entità, con 5.000 euro che l'impresa riceverà, se va bene, a fine aprile, inizio maggio, cosa andiamo a sostenere? Vi lascio su questa riflessione. Beh, è chiaro che insomma i problemi... Ma la tassazione rimane sempre, diciamo, utenze, costi di personale, costi di approvvigionamento, scorte, fornitori, rimane tutto quanto. Penso che fioccheranno le cancellazioni o fioccheranno, naturalmente ci sarà un fiorire nei tribunali per quanto riguarda la gestione delle crisi, no? Delle crisi aziendali. Beh, sicuramente. Intanto c'è una telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Da Reggio Calabria, stavo seguendo la trasmissione e ho fatto il numero e ho preso la linea. Ci fa piacere, ci fa davvero piacere, prego. Allora, io vorrei dire una cosa sola, cioè due cose. Una per quanto riguarda, vorrei domandare all'avvocato cosa funziona in Calabria. E l'altra cosa è da 6 mesi che aspetto la cassa integrazione che non arriva. Ho telefonato all'INPS che poi non danno mai, ognuno che telefona dà una risposta diversa. Uno dice che ci vuole questo, uno dice che ci vuole quello, non sanno nemmeno loro. È da 7 mesi. Da 7 mesi? Non lo so.
Allora, su che cosa funziona in Calabria il dottore Scalmazzi, sulla cassa integrazione la dottoressa Ippolito. Ecco. La domanda più difficile è il dottore Scalmazzi. Al dottore Scalmazzi la domanda più difficile. Allora, cosa funziona in Calabria, dottore Scalmazzi? E forse era meglio che prendevo il reddito di cittadinanza. Ci siamo noi che ci mettiamo a disposizione gli autonomi, delle persone per informazioni ed aiutarle, è già un qualcosa che funziona. Quindi già una prima cosa l'abbiamo individuata. Abbiamo molte cose che funzionano, abbiamo molte imprese che si impegnano, abbiamo molte bellissime realtà in Calabria, però ci scontriamo sempre con un problema che da noi è molto più vistoso, che è il problema collegato alla burocrazia, collegato soprattutto al fatto che noi abbiamo comunque una classe dirigente che ormai ha raggiunto dei limiti di età, quindi anche il funzionario pubblico che lavora oramai prossimo alla pensione non ha gli stessi stimoli di un giovane, perché comunque ecco, si è cercato di svecchiare la pubblica amministrazione con l'ingresso delle nuove leve soprattutto al nord Italia, e questo comunque garantisce uno stimolo in più per tutto il sistema che c'è intorno. Per quanto riguarda la nostra Calabria, purtroppo ogni giorno noi assistiamo a problematiche diverse. Guardate, io ho un problema con una nostra impresa associata che ha avuto un sequestro di alcuni prodotti. Vi sembra normale non riuscire a prendere la linea perché sembra occupato, forse perché qualcuno mette fuori posto il telefono con un ente pubblico, che dovrebbe essere l'ente preposto poi a tutelare i consumatori e i diritti delle imprese se qualcuno dall'altra parte ha sbagliato. Certo, e aggiungerei che sembra normale, facciamo quest'altra domanda, che una persona che deve fare il vaccino, persone fragili, eccetera, fa un numero e non riesce a parlare con nessuno, quindi ci sono persone che stanno 2 o 3 ore in attesa, no? Un disco che non risponde, insomma, sono tante le cose che purtroppo devono essere riviste. Oppure voler chiedere a un anziano di 80 anni di mettersi davanti a un computer per fare una prenotazione online, quando ci sono giovani che non sono in grado di fare una prenotazione online. Certo. I numeri di noi consulenti rispondiamo sempre, i numeri verdi del pubblico non si sa per quale motivo è una difficoltà immane, diciamo, certo, quando rispondono, e questi sono sempre, ecco, i misteri della Repubblica. Siamo quasi in chiusura, facciamo rispondere anche perché su questa prima domanda che ci ha fatto il nostro telespettatore dovremmo fare 2, 3, 4 trasmissioni dedicate proprio a questo argomento. Facciamo rispondere la dottoressa Ippolito sulla cassa integrazione, il nostro telespettatore da Reggio, 7 mesi che non vede un euro. Allora, c'è un buon 20% di casse integrazioni ancora che non sono state pagate. Vorrei capire dal telespettatore se l'autorizzazione c'è stata, cioè l'azienda è stata autorizzata e tutto a posto da questo punto di vista, perché se c'è l'autorizzazione, quello che si potrebbe fare, si potrebbe incaricare il consulente del lavoro o comunque chi gestisce la cassa integrazione all'interno dell'azienda dove lavora il signore e fare al limite una PEC di sollecito, capire se è un ritardo normale o se c'è qualche problematica di fondo, che ripeto, se c'è l'autorizzazione è solo una questione di ritardi che purtroppo su molte aziende ancora ci sono. C'è un buon 20% ancora che deve essere, che sta aspettando i soldi. Certo, poi c'è un'altra domanda. Informazione sul reddito di emergenza, volevano sapere se è stato rinnovato, se ci sono notizie e se con la pensione di invalidità si può richiedere il reddito di emergenza. È tutta una questione valore ISEE, non è vincolante la pensione di invalidità, non c'è l'ufficialità, però dovrebbero erogare 2 mensilità, gennaio e febbraio. Perfetto, non so se abbiamo tempo ancora a nostra disposizione perché mi sa che siamo davvero in chiusura. Intanto io ringrazio Mariella Ippolito, grazie per grazie a voi. Grazie a Cristian Scalmazzi,
Grazie, ci vedremo poi buona serata. Prossima settimana, come sempre grazie al nostro avvocato Pierpaolo Rodighiero, ci vediamo prossima settimana sperando sempre con buone notizie. Grazie anche a voi, alla prossima, arrivederci.